Volevo spiegarvi ancora una volta il problema della O e della U, il suono della O e il suono della U. Molti di voi hanno scritto Brontolon con la O accentata o Barbuton con la O accentata. Non va bene, perché se io faccio con la O accentata leggerei Brontolon, anzi Brontulon, oppure Barbutton. No, il suono è sempre U, Brontolon, tutte O. Barbutun, O, O. Ricordatevi, se accentate la O vuol dire che voi volete il suono della O e non era il nostro caso. È importante. Mi raccomando, scrivetemi poi se ritenete utili questi miei interventi video, oppure se è sufficiente che vi scrivo la traduzione sotto la spiegazione. Purtroppo per il suono diventa difficile spiegarvelo scrivendolo. Ricordatevi, la O, il suono O si scrive con la O accentata, il suono della U si scrive con la O semplice, il suono U allora a quel punto diventa la U. D'accordo? Ciao amici, alla prossima e sempre scursuris. Magari la prossima volta vedrò se riesco a trovare una lavagnetta, ma le più comodo il fogliette, perché fu prima. Ciao, alla prossima.